Buongiorno e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. La polizia ha effettuato un prelievo di DNA su una ragazza bosniaca di etnia rom in un quartiere della periferia di Roma con l'intento di esaminare il suo patrimonio genetico e compararlo con quello di Denise Pipitone. La ragazza di nome Denisa è stata avvicinata dagli agenti martedì della scorsa settimana. Denisa ha riferito che le è stata mostrata la foto di Pietro Pulizzi, il padre della bambina scomparsa. La Polizia di Stato ha eseguito il provvedimento del GIP applicando la misura cautelare nei confronti di 7 tifosi, di cui uno appartenente al sodalizio Cavese e gli altri 6 supporters della Cireale. Ulteriori indagini hanno permesso di identificare altri tifosi che avevano partecipato agli scontri, durante i quali erano stati esplosi alcuni petardi contro le forze dell'ordine. Un'assemblea d'istituto autorizzata è stata interrotta dall'irruzione della polizia che è entrato in un edificio scolastico di Piazza Armerina. La ragione per cui le forze dell'ordine sono state avvisate sarebbe relativa a un dibattito organizzato dagli studenti sulla legalizzazione della cannabis. Dopo aver varcato i cancelli della scuola, i poliziotti avrebbero identificato alcuni giovani. La Giunta Comunale di Palermo, guidata dal sindaco Roberto Lagalla, ha approvato una delibera con nuove linee guida per il servizio di monopattini elettrici nella città. Le nuove regole sono state predisposte dall'assessore alla mobilità sostenibile Maurizio Carta, includendo le indicazioni per il bando di selezione di 3 operatori a cui affidare il servizio per 5 anni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 12.